La dinamica è stata semplice e drammatica. Un attraversamento stradale di due pedoni in orario serale, con la pioggia e in zona poco illuminata, si è trasformato in tragedia. Mirko Corà, 75 anni, era appena uscito con la moglie da un ristorante di Due Ville. Stavano tornando alla propria vettura, parcheggiata sull'altro lato di via Morosticana, nei pressi di un supermercato. Un'automobile li ha travolti, lui non ha avuto scampo, lei è ricoverata in condizioni non gravi. C'era buio, sì, pioveva, sì, l'auto correva, non lo sappiamo perché c'è un'indagine delle forze dell'ordine in corso. Il problema è che effettivamente c'è troppa distrazione, non c'è attenzione da parte probabilmente degli automobilisti ma anche dei cittadini, perché qui 20 metri più avanti ci sono effettivamente le strisce pedonali e non era il posto in cui hanno attraversato qui dove era buio. Il ristorante dove i due coniugi avevano passato la serata ha un ampio parcheggio sul retro. Le zebre dell'attraversamento pedonale sono state ripassate di recente per renderle ancora più evidenti. Un rettilineo come questo, con una carreggiata ampia, diventa facilmente un invito a superare i limiti. È sufficiente che arrivi una pattuglia di controllo per veder calare di colpo la velocità dei veicoli. Poco più a sud, nel territorio di Vicenza, avevano perso la vita di recente altri due uomini, entrambi giovani e alla guida di una bici. Nicola Sangalli, trentenne, travolto da un furgone, e Aliu Iscia, 32enne, colpito da un'automobile. Dal sindaco arriva un invito chiaro agli utenti della strada. L'invito è sicuramente a rispettare le norme, perché qui ci sono i 50 all'ora e con i 50 all'ora anche se sera la macchina si ferma prima. L'altra cosa che potremmo dire, potremmo anche noi chiedere al prefetto di mettere giù i famosi autovelox, facciamo arrabbiare le persone e non so se facciamo vera deterrenza, ci vuole più attenzione.